L'ASAEL, l'Associazione Siciliana Amministratori Enti Locali, in tandem con il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, ha organizzato un convegno sul tema Rapporto scuola-ente locale. L'iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, del Comune di Agrigento e del Consorzio Universitario Empedocle. Si pone l'obiettivo di assecondare un processo di crescita del senso civico nelle nuove generazioni, favorire autentici patti educativi di comunità attraverso un ruolo sinergico degli enti locali con la scuola. Ministro, le chiedo un intervento. Lei stamani partecipa a questo convegno che parte da Agrigento ed ha un obiettivo ambizioso, quello di ridisegnare i rapporti tra il mondo della scuola e quello degli enti locali. È un convegno a cui ho voluto essere sul gentile invito del mio fraterno amico professor Sanso, perché ritengo che in questo binomio enti locali, autonomie locali e scuola si celi un orizzonte importante per il futuro della nostra scuola. Noi siamo orgogliosi come scuola italiana della nostra autonomia scolastica. Ecco, una è l'autonomia scolastica, una è l'autonomia locale. Noi italiani, uomini e donne, siamo attaccati al nostro comune. Prima ancora che sentirci europei, cittadini del mondo, italiani, ci sentiamo figli della nostra terra, del comune di Viterbo, di Agrigento, di Palermo, di Enna, e questa sentirsi figli della propria terra c'è il senso di identità e di appartenenza. Ecco, le autonomie scolastiche hanno la necessità che le famiglie, i docenti e soprattutto gli alunni riscoprano il valore dell'appartenenza alla propria scuola, perché il sapere è inevitabilmente la formazione dei loro figli, frutto di quell'incontro che c'è all'interno di quella scuola, di quel comune, di quella via tra il docente e lo studente. Noi possiamo fare i programmi ministeriali, le circolari, i curricula, possiamo fare tutto, ma sono le cornici entro le quali i nostri figli si formeranno, ma la loro formazione e il loro sapere sarà figlio di quell'incontro e di quel quadro che si genererà all'interno di quell'autonomia scolastica. Ma il rapporto tra scuola e autonomia locale e comune è fondamentale anche per il senso di appartenenza alla Repubblica Italiana. Questo è l'obiettivo che l'ASEL si è prefissa da un po' di tempo, per il semplice fatto che si parte dalla constatazione che la creazione della classe dirigente è un ruolo fondamentale affinché ci sia un buono, ottimale e sufficiente governo dei territori. Amministrare una pubblica istituzione comporta il fatto di avere un substrato culturale. In questa direzione noi chiediamo alle istituzioni scolastiche di svolgere questo ruolo. E infatti sin dal fatto che nel 2019 la Regione Siciliana abbia emanato la legge 10 sul diritto allo studio, in quell'ambito è contenuto, ripreso questo concetto, che è il concetto dell'educazione civica, che da tempo mancava nell'ambito delle discipline scolastiche. Quindi noi vorremmo collegarci con le istituzioni scolastiche per formare questa classe dirigente, per dare un contributo alla creazione del nuovo governo dei nostri territori. Il convegno di oggi vuole essere anche un richiamo al mondo della scuola, al mondo delle istituzioni locali soprattutto, affinché ci sia questo rapporto scuola-ente locale, ciascuno con i propri compiti che sono stabiliti per legge, la scuola dal punto di vista didattico, l'ente locale dal punto di vista dei supporti per il funzionamento delle strutture scolastiche. Il tutto rivolto alla creazione della nuova classe dirigente per una società che sia basata sul principio della competenza nella gestione delle pubbliche istituzioni. A questa associazione, parlando intanto al suo interno e anche al suo esterno, vuole mettere a fuoco il ruolo, il compito che devono avere, che hanno, che possono avere, che dovranno avere i comuni e le province per quanto riguarda il migliore funzionamento del servizio scolastico
nazionale. Certo è che la scuola, che ha tanto bisogno di aiuto, non è che può bastare questo aiuto, l'aiuto del comune o della provincia, ma questo si valuta già essere un contributo assai importante perché la scuola funziona al meglio. È chiaro che poi ci vuole una buona attività di docenza, ci vuole lo Stato che deve fare la sua parte, ci vogliono i programmi, ci vuole l'organizzazione propriamente didattica, vabbè, questo nessuno lo esclude, ma ci vuole anche un bel contributo da parte dei comuni e delle province. Questa iniziativa che parte dall'ASAEL vuole appunto rilanciare il patto che ci deve essere fra gli enti locali e le scuole autonome. Gli enti locali non sono solo erogatori di servizi, ma devono essere investiti e coinvolti in una progettazione territoriale della didattica, dell'educazione, di un progetto formativo globale, perché tutta la città educa il filo d'erba, educa il mattone, educa tutta la gestione e l'organizzazione della città. Gli insegnanti sono chiaramente gli artigiani dell'educazione che vanno supportati da una politica consapevole, perché troppo spesso la politica comunque si limita anche a volte fare anche degli slogan, a constatare che il patto educativo non funziona. Ecco, ci vuole rinsaldare un'alleanza forte fra il personale della scuola, i dirigenti scolastici, la scuola tutta e gli enti locali. Assolutamente importante, perché noi sappiamo che tradizionalmente l'Italia è un paese che investe poco nelle politiche educative rispetto alla media dei paesi europei, e questo è la causa del basso livello delle competenze dei nostri studenti e al tempo stesso l'alto livello di dispersione scolastica sia implicita che esplicita. Quindi è assolutamente indispensabile un rapporto fattivo e concreto tra gli enti locali e la scuola per dare più servizi in termini per esempio di presenza medica all'interno della scuola. Penso per esempio alla figura del logopedista piuttosto che dello psicologo, dello psicomotricista, del neuropsichiatra, che sono fondamentali per alleviare un po' quelle che sono le problematiche afferenti alla fragilità, alla disabilità, e quindi creare davvero una scuola inclusiva. Ma poi abbiamo un altro grosso problema che colpisce principalmente gli istituti superiori, ed è la mancanza di strutture. Andrebbe certamente riqualificato tutto il patrimonio edilizio scolastico, perché vi sono aree dove appunto molte strutture sono fatiscenti, quindi questo è fondamentale, per cui a questo punto è fondamentale quello che da qui a qualche mese potrà avvenire, cioè la presenza di nuove opportunità che arrivano dall'Europa per determinare delle politiche innovative che vedano insieme gli enti locali e la scuola per coprogettare appunto iniziative fondamentali per lo sviluppo della comunità educante.